La storia dell'Alfa Romeo Matta. Pochi forse sanno che la Matta è stata concepita e realizzata più come dimostrazione di capacità e ricerca tecnica che non per attuare effettivamente delle forniture di veicoli fuoristrada ai militari. La sua vera storia nasce nell'autunno del 1950 nella storica sede dell'Alfa Romeo al Portello, poco fuori Milano. Fino a quel momento nella casa del Biscione non si era mai pensato di progettare e costruire una tipologia di veicoli così diversi e distanti dai canoni di quelli che fino ad allora avevano caratterizzato la produzione dell'Alfa Romeo. Bisogna però ricordare che in quegli anni la competizione fra le case italiane era molto accesa. Tra queste, la rivalità tecnica e commerciale fra la Fiat e l'Alfa Romeo era particolarmente intensa e fu proprio grazie a questa rivalità che si generò il progetto della Matta. Accadde infatti che verso la fine del 1950 la dirigenza dell'Alfa Romeo venne informata che la Fiat da alcuni mesi stava segretamente studiando un veicolo 4x4 destinato ad effettuare consistenti forniture al Ministero della Difesa italiano, nel quale ancora venivano utilizzati nei vari reparti dell'esercito le mitiche ma ormai esauste Jeep Willys lasciate dagli americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Ministero aveva dunque elaborato il capitolato nel quale erano indicate le caratteristiche tecniche e funzionali dei veicoli richiesti. In quel periodo, nell'ufficio studi e progettazioni dell'Alfa Romeo, lavorava un brillante tecnico che già aveva fatto esperienze alla Ferrari, il cui nome era Giuseppe Busso. A lui venne dato un preciso ordine: realizzare un veicolo fuoristrada avente le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico del Ministero della Difesa, ma migliore della rivale Fiat e con piena libertà di progettazione, ovvero senza badare ai costi. Il sogno di qualsiasi progettista. Ma tutto doveva essere fatto in fretta, in meno di un anno, per restare dentro ai tempi previsti dal Ministero. Giuseppe Busso si dedicò quindi a tempo pieno al progetto della Matta e fu proprio grazie a questo incarico che poté superare contrasti personali interni all'azienda, nella quale poi continuò a lavorare per quasi 30 anni come capo progettista della meccanica di tante vetture di successo. Non avendo mai prodotto nulla nel campo dei veicoli fuoristrada e dato il poco tempo a disposizione, i tecnici dell'Alfa pensarono di accorciare i tempi necessari allo studio di 4x4 acquistando tramite la filiale svizzera della casa milanese un esemplare di Land Rover 80, il veicolo più moderno a quel tempo nel campo dell'off-road. La scelta della vettura inglese era praticamente obbligata, in quanto nel 1950 il mercato dei 4x4 era praticamente inesistente e comunque si trattava di un veicolo modernissimo all'epoca, derivato a sua volta dalla mitica Willys MB. Alla Land Rover venne rapidamente installato un motore di serie dell'Alfa 1009 berlina, un 4 cilindri in linea con distribuzione a doppio albero in testa, che erogava 80 cavalli al posto dei soli 50 del 1600 inglese. La carrozzeria della Land venne camuffata modificandone il muso ed i parafanghi anteriori. Quindi nel gennaio del 1951 iniziarono i primi collaudi sui terreni circostanti la fabbrica al Portello, dove ancora persistevano le devastazioni della guerra conclusasi appena 5 anni prima. Fra i collaudatori in forza all'Alfa Romeo di allora, quello che si sobbarcò la maggior parte dei test fu Guido Moroni, al quale spettò il compito di martoriare la vettura fino a raggiungere i limiti di resistenza dei vari organi, in modo di costringere i tecnici a riprogettare continuamente le parti meccaniche per aumentarne progressivamente la robustezza. Basandosi sull'esperienza acquisita con la vettura inglese, nel giro di poco tempo venne costruito un prototipo tutto Alfa Romeo, sempre molto simile alla Land Rover nell'aspetto esteriore, ma già dotato delle sospensioni indipendenti all'avantreno, richieste espressamente dai tecnici militari. Primo fra tutti il colonnello Garbari, il quale pretese anche il dispositivo di bloccaggio manuale al 100% sul differenziale posteriore, per aumentarne la motricità sui terreni più sconnessi. Nel frattempo, nell'ufficio progettazione preposto si stavano già realizzando i disegni della carrozzeria, anche questi condizionati dalle specifiche inserite nel capitolato del Ministero.
Il tempo però trascorreva velocemente e si giunse a maggio del 1951, quando una commissione ministeriale, composta da tecnici militari incaricati di valutare i progressi fatti dalle due case partecipanti al bando, organizzò un primo confronto diretto per verificare le prestazioni della Campagnola e della Matta rispetto alle conosciutissime Willys. Questa prima sfida si svolse a Serravalle del Chienti, nella provincia di Macerata, in una grande area attrezzata riservata ai collaudi dei mezzi militari. Nel mese di ottobre del 1951 venne finalmente ultimata la prima vettura preserie con la carrozzeria definitiva, o quasi, con la quale vennero brillantemente superati nuovi esami e collaudi presso i centri prova dell'esercito italiano, al termine dei quali venne omologata come autovettura da ricognizione 1951, in breve AR-51, secondo la classificazione militare. Erano dunque trascorsi solo 10 mesi dall'ordine iniziale alla realizzazione della prima vettura definitiva. Ancora oggi sarebbe un'impresa quasi impossibile, pur con le tecnologie di cui disponiamo. Infatti, tranne il motore, che comunque era stato sottoposto a modifiche rispetto alla serie, tutto il resto, cambio, trasmissioni, sospensioni, sterzo, era stato progettato appositamente per la Matta, senza attingere a parti di altre vetture già in produzione. Non si era badato ai costi di produzione e si era realizzato tutto a mano, usando la più alta tecnologia disponibile al tempo. Agli occhi dei tecnici più esperti e competenti, infatti, ancora oggi la meccanica della Matta dimostra un alto livello tecnologico e grandi raffinatezze di esecuzione. All'inizio del 1952 iniziò dunque la produzione di serie della Matta e nel marzo del 1952 uscì la prima vettura destinata al Ministero della Difesa. Le vetture vennero prodotte nello stabilimento aeronautico dell'Alfa Romeo a Pomigliano d'Arco, nei pressi di Napoli, da dove poi venivano destinate ai vari clienti. La versione AR-51, quella progettata secondo le specifiche indicate dal Ministero, venne prodotta complessivamente in 1899 esemplari tra il 1952 e il 1953 e venne suddivisa in due serie caratterizzate da alcuni particolari differenti. La gran parte delle AR-51 fu destinata all'esercito, un numero minore fu destinato ai reparti della Polizia di Stato, mentre poche unità vennero destinate ad altri ministeri. Ben 116 vetture della serie AR-51 furono anche acquistati da privati o aziende. Nel maggio del 1952 la Matta iniziò molto brillantemente anche la sua carriera agonistica, partecipando alla 1000 miglia, che per la prima volta nella sua storia vedeva la partenza anche veicoli militari inseriti in una speciale categoria. Contemporaneamente all'inizio della produzione delle AR-51, l'Alfa Romeo iniziò anche lo studio di una versione destinata espressamente al mercato privato, differente e migliorata in numerosi particolari rispetto a quella militare. Il prototipo della versione civile della Matta venne sottoposto ad un efficace collaudo con fini anche promozionali. Fu infatti destinata ad essere la vettura ammiraglia di Fausto Coppi al Tour de France 1952, che si correva nel mese di luglio e accompagnò il campionissimo per tutta la corsa fino al suo trionfo finale. La versione civile della Matta venne perciò denominata AR-52 e fu prodotta tra il 1953 e il 1955 in soli 154 esemplari, oggi rarissimi. In totale le Matta furono prodotte in 2059 esemplari, tra AR-51, AR-52 e i prototipi preserie. Molte di esse andarono demolite dopo il periodo in cui furono usate dai militari. Un buon numero venne utilizzato nelle competizioni di fuoristrada, particolarmente nel trial 4x4, dove per lunghi anni dominarono nei vari campionati. Ma il nome Matta, come è nato? Per l'Alfa Romeo la classificazione ufficiale presente su tutta la documentazione e i progetti è 1900M, cioè militare. Per i vari ministeri era ed è AR-51, ovvero autovettura da ricognizione 1951. Il nome Matta non è una denominazione ufficiale, ma semplicemente un soprannome che nacque dalla felice intuizione di un alto dirigente dell'Alfa Romeo, il quale, assistendo alle prime prove del prototipo e vedendo quali prestazioni la neonata 4x4 fosse in grado di offrire, molto meravigliato esclamò: «Ma quella è Matta!» E poi aggiunse: «Benissimo, diamogli il soprannome Matta!»
Ed è con questo simpatico nome che noi oggi identifichiamo immediatamente una pagina straordinaria e mai più ripetuta nella storia, ormai centenaria, dell'Alfa Romeo.